Quanto è emozionato? Abbastanza, ma sono un po' abituato a queste cose. Adesso vediamo in diretta che la vaccinano, è contento di farsi il vaccino? È piacere, sì. Spero che mi vada via un po' di pensieri. Il signor Bruno Masiero di Veternigo ha ricevuto l'iniezione di vaccino Pfizer a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. È da qui che decolla il primo giorno di vaccinazione sul territorio veneziano, con la convocazione degli anziani classe 1941. Vaccino che il primo cittadino definisce così. La prima pozione di libertà e siamo stati veramente orgogliosi di poterli ospitare qui in Sala Teatro Sandro Pertini a Santa Maria di Sala. La nostra più bella location l'abbiamo messa a disposizione di questo momento storico. Qui in Sala Pertini, sede di riferimento anche per i residenti a Pianiga, per molti l'attesa rappresenta la realizzazione di essere giunti a un traguardo fondamentale nella lotta contro il virus. Sei contento? Sì. Aspettavo. Per la giornata di oggi sono circa 400 persone, poi nei prossimi giorni si svilupperà con cadenze simili che andranno incrementando perché abbiamo voluto anche sperimentare il modello in queste giornate perché sia funzionale e la corte degli ottantenni, che è questa prima che faremo in queste 2 settimane, annovera circa 6.000 e rotti soggetti. 6.300 per l'esattezza è la popolazione degli ottantenni dell'area della ULSS 3 che verrà vaccinata, circa 2.000 invece gli ottantenni dell'area dell'ULSS 4. Il calendario delle vaccinazioni anti-Covid agli anziani classe 1941 si sposta a Mestre da martedì 16 a mercoledì 24 febbraio con le vaccinazioni al punto prelevi di Favaro Veneto. Da mercoledì 17 a sabato 20 i cittadini di Noale, Martellago, Salzano e Scorzè si vaccineranno all'ospedale di Noale. Giovedì 18 gli ottantenni di Marcone e Quarto d'Altino al Palazzetto dello Sport di Marcon. Da venerdì 19 gli ottantenni del centro storico di Venezia verranno vaccinati al punto prelevi dell'ospedale civile. Dopodiché sarà il turno della classe 1940. Abbiamo già predisposto gli inviti per gli 81enni che partiranno fra la settimana prossima e che sono anche loro circa 6.000 persone. E dopo il vaccino si viene tenuti in osservazione per una decina di minuti, quindi si prende appuntamento per il richiamo tra 3 settimane. Come è stata la mano del medico? Leggera? La mano del medico è leggerissima, come la mia prima fidanzata.